Beh, io ci tenevo molto a venire qua a presentare La Promotion, che è questo corto francese di cui faccio parte, perché è un corto, intanto c'è da dire, regista Manu Joucla, produzione BZB, tutta una cosa francese, io sono l'infiltrata italiana, un po' perché lavoro spesso con la Francia, un po' perché cercavano una femme fatale, evidentemente nell'immaginario francese la donna italiana ha ancora un certo appeal, per fortuna. Io sono molto contenta di essere venuta a presentarlo perché per me è una cosa molto importante, cioè un corto, ma è un corto fatto con grandi energie, grande volontà, insomma, di farne un prodotto di un certo tipo, da cui poi verrà fuori un lungo, quindi insomma è stato fatto veramente con tanto impegno e tanto dispendio anche di energie e di mezzi, per quanto possibile, insomma. Quindi mi fa piacere presentarlo anche perché io sono stata a Clermont-Ferrand sempre con questo corto e sono stata in sala quando la gente lo vede ed è meraviglioso perché la gente muore dalle risate. No, in Italia, per quanto ne so, questo è il primo festival che fa e abbiamo fatto Kiev, Bruxelles, Clermont-Ferrand e forse altri che adesso non so, però insomma per il momento questi. Senti, invece la tua attività, dicevi, tra Italia e Francia, solo cinema, solo corti, che cosa stai facendo? Allora, tra Italia e Francia diciamo ci sono due corti di questo tipo che ho fatto, che sono comunque due cose, appunto uno che dovrebbe precedere un lungo e un altro anche di un regista molto bravo che si chiama Manuel Chapira, e poi invece ho lavorato con Marc Fitoussi, che è un regista sempre cinematografico che ha fatto il suo ultimo film ambientandolo in Italia, in realtà poi ha girato in Francia, ma questo è un altro problema. Però appunto quindi c'erano molti ruoli italiani e io ho lavorato con lui quest'estate, sono molto contenta, non vedo l'ora di vederlo. Senti, tu stai girando a Sassari, insomma girerai un pochettino queste zone, Alghero, insomma, magari riuscirai a convincere qualche regista ad ambientare qualche location e a utilizzare la Sardegna? Magari, non sarebbe male. Io devo dire che ho fatto molti anni di vacanze in Sardegna, tra l'altro sempre qua a nord, cioè un po' più in là, verso Palau eccetera, però insomma è una zona, è un mare che amo moltissimo, immagino lo sappiate, insomma, quindi mi farebbe molto piacere lavorarci, anzi penso da un punto di vista cinematografico non è molto sfruttata ancora la Sardegna. So che adesso stanno girando un film di cui tra l'altro ci sono un po' di amici che ci lavorano, ma so che è una delle non tantissime produzioni cinematografiche, quindi penso che possa valere la pena di investirci, insomma. Io sono pronta. Bonsoir. Bonsoir.